Enzo Di Natali, giorno 19 maggio a Canicattì si parlerà e si ricorderà la figura di Padre Restivo, un evento che si terrà presso la Chiesa Madre con tanti spunti di riflessione. Una delle figure del clero agrigentino del Novecento certamente è stato l'arciprete Monsignor Restivo di Canicattì, che ha reso per diversi decenni questa comunità parrocchiale. Parlare di Monsignor Restivo equivale a ricordare un sacerdote dotto e zelante, che è il tema di questo convegno, di questo memoriale, perché fu davvero un arciprete dotto per la sua vasta cultura letteraria, filosofica, teologica e spirituale. Ricordo che tante persone della città andavano alla Chiesa Madre per ascoltare le sue omelie, che erano profonde di contenute, profonde di spiritualità e profonde nell'attualità della vita. Fu un sacerdote anche zelante perché lui realizzò tantissime attività, ad iniziare dall'azione cattolica, dalla catechesi, dalla San Vincenzo, dall'amore verso il Sacro Cuore di Gesù e tante iniziative parrocchiali per la formazione di un laicato maturo, di un laicato impegnato nella vita sociale e, perché no, per i tempi che furono, soprattutto nel dopoguerra, impegnato nella politica per la salvaguardia degli ideali cristiani. Noi lo desideriamo ricordare dunque domenica 19 maggio nella Chiesa Madre di pomeriggio, in occasione del 150° anno della consacrazione della Chiesa Madre di Canicattì. Monsignor Restivo è ancora ricordato da tante persone, la sua scomparsa circa 10 anni fa, ma la sua figura è ancora presente. A ricordare Monsignor Restivo, dopo il saluto dell'arciprete e del sindaco, saranno alcune persone che furono vicino a lui, come Lillo Montanti, Carmelina Lovermi, Cecilia Laimo, Gaetano Gello e anche un suo nipote, Calogero Restivo. Ovviamente saranno presenti tante persone che lo hanno conosciuto e nei limiti del tempo pure si darà l'opportunità a queste persone, sacerdoti, laici, di ricordare la figura di questo sacerdote dotto e zelante.